Andiamo. Allora, intanto benvenuti a questo seminario per il ciclo L'Opera Corale da Rive, appunto, del Centro Studi sul Rinascimento veneziano. Oggi non abbiamo con noi Valentina Sapienza, la madrina di Rive, che purtroppo è impossibilitata a essere qui per motivi di salute. Le facciamo naturalmente i migliori auguri per una pronta guarigione, però nel frattempo farò io gli onori di casa, sono Lorenzo Gigante e appunto il gruppo operativo di Rive. Oggi appunto presentiamo questo seminario io e il dottor Masiero, a cui poi lascerò l'onore e l'onere del raccogliere anche le vostre domande da casa e quelle del pubblico qui presente. E dunque, l'opera corale è il tema di questo ciclo di seminari quest'anno a Rive. E opera corale, va da sé, chiama in causa direttamente anche la musica, che va detto è un tema non sempre così frequentato anche dalla storia dell'arte. E noi nel nostro piccolo proviamo a fare la nostra parte. Già l'anno scorso, nel ciclo dei seminari dell'anno scorso, abbiamo avuto un incontro sugli studi musicali a Venezia da parte della professoressa Cecchini. Quest'anno invece abbiamo con noi il professor Bryant, che adesso lascerò presentare al dottor Masiero. Dunque, l'opera corale, appunto, come appunto stavo introducendo, dal coro di voci di quest'anno di Rive, la voce solista che si stacca sarà appunto quella del professor Bryant, che lascio presentare al dottor Masiero. Prego. Grazie. Dunque, la storia della musica è a buon diritto inseribile nella storia delle arti, naturalmente, nella storia della cultura. È impensabile fare una storia culturale, ma anche una storia della musica, ignorando dell'arte, ignorando la storia della musica, chiaramente. Io che sono stato allievo e studente del professor Bryant, mi ricordo una cosa che disse al corso di archivistica musicale tempo fa, che anni fa, quando appunto studiavo, vale a dire che la storia della musica, ma credo si possa estendere in generale alla storia, si fa generalmente sui grandi eventi, sui grandi nomi, ma la normalità, vale a dire il 90% di quello che esiste, è in realtà fatto di piccole realtà e di consuetudini che, per quanto tali, dunque consuetudinarie, raramente vengono messe per iscritto e a volte non vengono studiate, vengono neglette proprio perché poco eccezionali, ecco, ma appunto le cose eccezionali sono, lo dice la parola, delle eccezioni, e tutto invece il contesto è fatto di una costellazione di realtà minute che sono molto curioso di sentire dalla relazione del professor Bryant, appunto senior researcher, ricercatore senior di storia della musica, e appunto professore io lo ricordo come docente di beni archivistici, appunto del corso di laurea magistrale in musicologia. E nulla, io lascio la parola a lui e poi per le domande ci sentiamo alla fine della relazione. Grazie. Mi sia permesso di togliere la mascherina. Sì, prego. Grazie, almeno io mi sento più libero se devo parlare qui per un po' di tempo. E mi tolgo anche il cappotto. Voilà. Allora, eccoci qua. Allora, vedo qui collegata Valentina Sapienza, che vorrei prima di ogni altra cosa ringraziare per questo invito. Un invito addirittura che mi ha permesso di riprendere una ricerca di lunga data
ma necessariamente lasciata per aria 2 anni fa all'inizio dell'emergenza Covid. Sono 2 o 3 settimane che sono tornato, e devo dire felicemente, negli archivi trevigiani, giusto per mandare in porto finalmente questo progetto di ricerca. E mi sono accorto tutte le volte che ci sono andato di canticchiare tra me e me delle musiche belle. Questo significa essere contenti, essere felici. E delle volte quando si è senior researcher, che vuol dire in pensione, né più né meno, uno può tranquillamente godersi questo privilegio di tirare sulla bocca. Quindi grazie a Valentina davvero, e cercherò di appagare in qualche maniera questo gradito invito. Allora, il mio titolo, chiaramente un musicologo serio potrebbe avere qualcosa da dire, sì o no? Di fronte al titolo della serie, l'opera corale, intrecci, sinergie, commistioni, il sottoscritto mette il titolo La coralità della musica nel sistema delle feste ecclesiastiche. Ovviamente a me, forse non a tutti, forse soprattutto ai musicologi, ovviamente io intendo coralità alla stessa maniera che nel titolo della serie, non certamente come il piccolo coro di turno, il coretto di turno che viene a canticchiare sul palco di giro. Va bene? Quindi nessuno mi fraintende, altrimenti avrò dei problemi con i colleghi cultori della musicologia storica. Parole chiave. Credo che sia il modo migliore per cominciare ad ancorare nel concreto quello che ho da dire, che devo dire che è stato meravigliosamente anticipato da te. Grazie. Ecco allora, parole chiave abbastanza banali nel complesso. La prima parola chiave è sistema. Sistema. Il sistema delle feste. Il sistema delle feste che porta insieme e lega insieme tutti i vari elementi associati con la festa. Elementi uditivi, visivi, mangiativi, quant'altro. Che porta allora insieme questi vari elementi in una logica unica e direi esistenziale quasi, che li fa intrecciare l'uno con l'altro. Arriveremo a mettere un po' di carne su queste ossa tra poco. Le arti, nell'ambito di questo sistema delle feste, sono di carattere essenzialmente funzionale. Seconda parola chiave, funzionale.
Terza parola chiave. Consumo. Non so quanto sentite parlare in generale di consumo con riferimento alla storia delle arti. Certamente io che ho insegnato ad Egart per molti anni ne ho sentito parlare diffusamente. Non so quanto i cultori delle storie artistiche utilizzano ancora questo termine. Comunque, come vogliono gli economisti, cito, nell'economia di mercato tutte le scelte che riguardano la produzione e il consumo di beni si esprimono mediante domanda e offerta. Io voglio applicare questa equazione abbastanza liberamente alle materie artistiche rinascimentali. Il consumo funzionale dei beni musicali nell'ambito del sistema della festa determina almeno parzialmente le coordinate di base degli stessi repertori musicali. Parlo di organico degli esecutori, parlo di lunghezza dei brani, parlo addirittura di stile compositivo, ma se non siete musicologi non vi preoccupate perché non ho nessuna intenzione di analizzare stilisticamente in profondità i repertori musicali cinquecenteschi. Non varrebbe sicuramente la pena. Quarta parola chiave. Anticipato da te, consuetudine. Ciò che succede in un determinato anno è sempre successo nel passato, concettualmente. E succederà anche in tutti gli anni a venire. La consuetudine sociale della festa e nel caso della musica da chiesa anche la ciclicità rituale, perché quando finisce l'anno liturgico ne comincia un altro che è sostanzialmente uguale a quello precedente, queste cose insieme poi garantiscono, concetto importante, garantiscono sicurezza economica per tutti i produttori operanti all'interno del sistema stesso. Che siano esecutori, compositori, copisti di musica, stampatori di musica e quant'altro, tutti possono attingere alla pentola d'oro che sta lì. Va bene? E sicurezza economica. Altra parola chiave, quotidianità. Quotidianità. Altro antico, grazie. Si è ricordato bene anche lei. Quotidianità. E anche il succedersi giorno dopo giorno dello stesso tipo di evento nella noiosissima regolarità che purtroppo fra 40 minuti associerete sicuramente anche con la mia lezione, perché alla fine sarà tutto uguale,
Bene. È una minaccia. È una minaccia. Allora, il succedersi giorno dopo giorno dello stesso tipo di evento che di nuovo fa da garante sul piano economico. Se non mangio tutti i giorni, morirò. Se invece il sistema mi garantisce l'introito quotidiano, ok, ci sto. Ultima parola chiave. Ordinarietà. Ordinarietà. Data, suppongo, dall'insieme di quotidianità e di consuetudine di consumo. Mettete insieme le due cose e ti salta fuori l'ordinarietà. E che voglio anch'io contrapporre all'idea di eccezionalità nella storia della musica, forse anche nella storia delle arti in generale. Purtroppo, parlando solo di musicologi storici, questa idea di eccezionalità a tutt'oggi sembra fungere da colonna portante per gran parte delle scienze storiche musicologiche. Il grande evento, istituzione, compositore, pezzo di musica. Quante volte, andando in giro per i convegni di musicologia, ho sentito parlare dello straordinario. Poi ancora peggio, questa cosa è assolutamente straordinaria. Io misuravo addirittura cinicamente, l'utilità per me di questo o di quell'altro intervento attraverso il numero delle volte che si andava pronunciando quelle parole. Ripeto, cinicamente, ma col sorriso. Bene? Era contare l'espressione mi dava anche un certo piacere. Ok, queste sono le parole chiave. Secondo paragrafetto. Perché Treviso? Allora, molti anni fa, il collega e l'amico Michele Pozzobon, che oggi tra l'altro dirige anche la cappella musicale del Duomo di Treviso, Michele mi venne a trovare quella volta là qui a Venezia e mi parlò molto concitatamente della sua ritrovata del fondo musicale cinquecentesco del Duomo di Treviso, caduto in parte sotto il bombardamento trevigiano del 7 aprile 1944. Tutti lo davano per disperso, lui invece l'ha ritrovato all'interno dello stesso archivio del Duomo di Treviso, l'archivio capitolare. Gentilmente mi ha coinvolto nel progetto ed è da quel momento che felicemente vado avanti e indietro a Treviso. Lo vedete un po' qui, questa è una pagina di un manoscritto. Un manoscritto dopo il restauro. Naturalmente vedete le note e i testi liturgici solo nel cuore del manoscritto. Tutto il resto è bruciato, bruciacchiato. Molti frammenti sono saltati via perché la carta ormai non ha fibra ed è ulteriormente indebolita dal fatto che l'inchiostro
dei pentagrammi tende a rendere ancora più debole il supporto cartaceo, mangiucchiando la carta. Quindi vedete ogni tanto dei taglietti orizzontali un po' lunghi. Tuttavia, attraverso la fotografia scientifica si riesce molto facilmente a trasformare il nero su nero in nero su bianco o in altri colori, a costi ormai irrisori. Questo era per me l'inizio. E questo bel manoscritto di 175 pezzi di musica, mottetti, bel manoscritto grande, il manoscritto 29 del Duomo di Treviso, è stato in questo modo studiato, analizzato, ma dovendo far fronte agli stessi problemi di cui si deve occupare ogni musicologo storico sin dall'inizio. Ovvero un manoscritto musicale o anche una stampa musicale, un'edizione musicale. Cosa ti restituisce a te, storico? Ti restituisce le note musicali, ti restituisce il testo eventualmente da cantare sotto le note. E non ti basta? Non ti bastano? Mi si chiede. No che non mi basta, perché il manoscritto, per quanto riguarda me, rimane ancora un orfano. Bello, con tante musiche, ma non ha mamma né papà. E lì, in archivio, in biblioteca, senza alcun aggancio a realtà vissute dalle persone di una volta. Nessun aggancio alla cultura musicale di quella volta là. Allora ebbe iniziato il progetto di ricerche di cui vi parlo oggi, nel tentativo di trovare l'inserimento di questo e di altri manoscritti nella realtà vissuta dai musicisti trevigiani nel Cinquecento e anche oltre. Due, secondo motivo per andare a Treviso, perché negli archivi è ricchissima la documentazione sopravvissuta del tipo che interessa a me per la musica. Sono stato abbastanza in giro ormai negli archivi delle Tre Venezie e da nessun'altra parte ho trovato una ricchezza, ma per puro caso, perché molto dipende da come la documentazione sia stata tramandata fino a noi. Rarissime volte ho trovato una ricchezza simile a quella di Treviso. Addirittura più volte andando agli archivi di Vicenza sono tornato indietro veramente con la coda tra le gambe. E perché? Perché a un certo punto a Vicenza è stato fatto evidentemente un grosso scarto di documentazione d'archivio, riguardante soprattutto le cose che non potevano essere utili agli archivisti otto e novecenteschi, che volevano magari anche, tra l'altro, documentare il passaggio di beni, nel nostro caso, dei beni ecclesiastici, al demanio, allo Stato. Quindi hanno tenuto, per esempio, per quanto riguarda la contabilità, a Vicenza sistematicamente
gli introiti. Questo perché? Per documentare, per esempio, i vari affitti dovuti da questo, da quell'altro inquilino ai nuovi capi di quei beni, ai nuovi possessori dei beni. Sistematicamente invece hanno buttato via, per fare spazio, la documentazione che riguardava le uscite, ciò che i monasteri dovevano a terzi. E chi gliela faceva fare a tenere la documentazione di ciò che eventualmente sarebbe stato dovuto a terzi? No, lo butti via, lo elimini. Di conseguenza, là, per esempio, non c'è. C'è un terzo motivo per cui Treviso mi è stato molto cara negli anni. E adesso comincio ad insultare i trevigiani. Treviso è una città ordinaria per quanto riguarda la storia della musica. Ordinaria. Non si qualifica in nessun modo per essere eccezionale. Va bene? E questo per me è molto importante, perché se io, come dico ancora, come fin troppi colleghi musicologi, se io mi baso sull'insieme delle eccezioni, come farò mai a stabilire le regole? L'eccezione per definizione non me lo permette, esula dalla regola. Temo che anche nell'ambito, non è che sappia, che anche in altri ambiti possiamo avere lo stesso tipo di problema in molti studi scientifici di oggi. E in fondo, diciamolo pure, per il musicologo di oggi è più facile vendere un libro che studia Claudio Monteverdi, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Andrea Gabrieli, ecco, reo sono io, Andrea Gabrieli, secondo Cinquecento, compositore marciano qui a Venezia, eccetera, eccetera. L'editore stampa volentieri e vende bene su questi grandi compositori, ma quello che noi delle volte produciamo è un rovesciamento delle carte rispetto alla realtà quotidiana e consuetudinaria vissuta dai tanti musicisti, tra i quali addirittura Claudio Monteverdi, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Andrea Gabrieli e tutti i polli. Va bene? Che per guadagnare anche loro nel quotidiano debbono entrare a far parte dell'economia quotidiana con la quale si trovano ad avere a che fare. Non hanno scelta, altrimenti li mandano via. Ok. Metodo di lavoro. E poi arriviamo al dunque. Metodo di lavoro. Mi dispiace continuare con le delusioni, ma il metodo di lavoro io lo chiamo metodo ruspante. Va bene? Metodo ruspante. Il che significa andare nel pagliaio. Va bene? Nel pagliaio fatto di tanti aghi, tutti uguali, l'uno rispetto all'altro, ve l'avevo detto.
andare nel pagliaio, farsi spazio, guardarsi intorno a 360 gradi. Osservare, mettere insieme soprattutto le cose di quantità, sulla base della quale si potrà pure misurare quella benedetta eccezione che magari anche musicalmente ci tira su. Perché la musica speciale, eccezionale, il più delle volte è fatta per la grande occasione, per colpire. Ok? Ma vediamo quello che sta sotto. Altro punto di metodologia. Collezionare i dati per il lungo, cronologicamente, e per il largo, con riferimento a tutte le istituzioni e a tutti i personaggi documentabili, senza escluderne neanche uno. Nel caso di Treviso, la documentazione più antica, ce n'è molto poca. Tra poco ve lo farò anche vedere. La documentazione più antica risale al 1360. Quella più recente ai primi anni dell'Ottocento. Poi arriva Napoleone e chiude il giro. Vengono studiate, ripeto, tutte le chiese, tutte le istituzioni per le quali è pervenuta documentazione, senza eccezione. Non si disdegna, nonostante tutto quello che ho detto, non si disdegna il documento d'eccezione, ci mancherebbe altro. Ma l'intento principale, come ho già detto, è quello di privilegiare ciò che non cambia. Ciò che non cambia. Ciò che si ripete giorno dopo giorno, anno dopo anno, dando ai miei musicisti, anche attraverso le generazioni, garanzie sul piano economico. Quindi vanno avanti a fare musica, altrimenti crepano oppure cambiano professione. È banale. Va bene. Ultimo punto di metodologia. Chiaramente questo lavoro è solo parzialmente mio. Sono migliaia di pagine di documenti solo su Treviso. Da solo, ce l'avessi mai fatta, avrei finito i miei anni con la bocca in giù, va bene? Ma la vita è bella. Quindi sono state generazioni di studenti, anche di corsisti, anche di corsisti. Si lavora insieme, si scambiano informazioni, ci si dà una mano. Poi quello che non sanno molti degli studenti, tutti quei lavori sono stati controllati necessariamente. Necessariamente. Uno storico dell'arte cui sarò riconoscente fino a quando camperò è Francesco Trentini. Non so se qualcuno l'abbia conosciuto, che per un anno intero è venuto anche lui negli archivi di Treviso a controllare molti dati e ad espandere anche l'archivio.
giovanissimo studioso, Umberto Cecchinato, che ha espanso con risultati, dal mio punto di vista, meravigliosi, la ricerca sulla festa ecclesiastica, a vedere anche quello che succede nella festa da ballo popolare. E rientranti nella grande categoria della festa popolare da ballo sono anche i balli che delle volte si tengono dopo la festa ecclesiastica, quando escono dalla chiesa, con tanto da mangiare e con magari un mercatino, esattamente alla stessa maniera di oggi. Non è cambiato così tanto rispetto a quanto si vorrebbe pensare. Bene, tipologia della documentazione. Principalmente manoscritti musicali, edizioni musicali, documenti d'archivio. Quali documenti d'archivio? Alcuni di tipo prescrittivo, calendari, per esempio, delle festività delle chiese, terminazioni, in termine veneto, sono le delibere delle assemblee, per esempio di monaci, di monache, di membri di una confraternita, le terminazioni. Contratti stipulati con organari, organisti, cantori, eccetera, eccetera. Il più della documentazione però è di tipo descrittivo, non prescrittivo, descrittivo. Cronache, diari e soprattutto la banalissima contabilità. Io ormai me la sogno da più anni, le lire, i soldi e i denari. E documentazione povera, che parla quasi mai di estetica o di contenuto artistico. È vero. Ma che parla immancabilmente di servizi venduti, servizi di musica, del soldo, dopo l'evento, ieri come oggi, i musicisti sono là col cappello. E parla anche questa documentazione di funzionalità. Ciò chiaramente non ci deve però fare pensare che non ci fosse un lato estetico. Solo che i nostri documenti d'archivio di carattere amministrativo, fiscale, economico, non ne parlano. Evidente, il tema è diverso. Quindi non dobbiamo lasciarci ingannare da questo punto di vista. Orientamento istituzionale. Rimetto gli occhiali, se no non vedo niente. Nel Cinquecento a Treviso esistono circa 55 luoghi di culto, comprendenti la cattedrale, le chiese dei monasteri e conventi maschili e femminili, le chiese parrocchiali, alcuni oratori e saccella fatti erigere da devoti cittadini. Più o meno 55 luoghi di culto. All'inizio, ecco, in questo senso Treviso si confronta per esempio con le chiese della laguna veneta, sto parlando di tutte le isole anche della laguna,
dove possiamo contare quasi 200 luoghi di culto aperti, più o meno nello stesso secolo. Luoghi di culto anche privati in alcuni casi, però 4 volte tanto. A Padova 110 circa, 2 volte tanto. Idem a Verona. Quindi Treviso è abbastanza piccolino. Credo a Conegliano, che era stato anche indagato molto bene da Umberto Cecchinato, credo a Conegliano una quindicina di chiese. Okay. All'inizio del XVI secolo, tali luoghi di culto, non XVI, XVII, scusatemi, tali luoghi di culto contenevano un totale di 236 altari. 236 altari. La cifra è data da un medico e poligrafo trevigiano, Bartolomeo Burchielati, che fa molte storie e diari e cronache locali. Di questi altari, che costituiscono i punti di arrivo di una notevole percentuale delle liturgie festive, per me è importante questo, solo 18 erano ubicate in Duomo. Bene? Gli altri 218 erano sparse per tutte le altre chiese della città. 18 in Duomo. Va bene, il Duomo aveva la sua cappella musicale, puntualmente indagata anche prima della guerra da Giovanni Valessi, storico locale. Però sono solo 18, non è tanta roba. Cosa succede davanti a tutti gli altri altari? Punto di domanda, tra poco vedremo. E passiamo direttamente alla cosiddetta domanda di mercato. Il sistema di consumo. Essenzialmente, per quanto riguarda la maggioranza degli interventi di cantori e suonatori durante il rito liturgico, ci sono 2 tipi di attività. Uno, il lavoro più o meno costante delle piccole cappelle musicali dei singoli monasteri e delle chiese parrocchiali più abbienti, presumibilmente nelle domeniche e nelle feste principali dell'anno liturgico universale. Piccolo coretto, 5-6 cantanti e voilà, via, fa un po' di musica. Seconda categoria. Il lavoro svolto nel contesto del costante susseguirsi di feste importanti nell'una o nell'altra delle chiese monastiche e parrocchiali. In particolare, 1. Le più grandi ricorrenze come Natale e Pasqua, quando le chiese più abbienti, cioè che possono pagare, potevano aggiudicarsi gruppi di musicisti esterni chiamati apposta per abbellire la liturgia festiva. In alcuni casi, in alcune chiese, l'attività musicale aumenta anche notevolmente durante l'Avvento e la Quaresima. Seconda categoria di feste.
le ricorrenze dei santi titolari delle chiese. Ok? Per intenderci, la chiesa di Sant'Agnese, chiesa parrocchiale a Treviso, festeggerà la festa di Sant'Agnese con tanto di arazzi, pale aperte, musiche e quant'altro. Okay? Ancora un'altra categoria, la ricorrenza del santo fondatore o della dedica di un ordine monastico. San Francesco per i francescani, San Benedetto per i benedettini, Santa Maria del Carmine per i carmelitani, eccetera, eccetera. Talvolta si riesce a documentare anche la dedica cosiddetta di una chiesa, la dedicazione di una chiesa, l'atto di dedica. Poi ci sono anche i santi titolari delle arti e delle confraternite devozionali, normalmente fatte celebrare presso gli omonimi altari laterali delle chiese mantenuti dalle confraternite stesse. Tutti quegli altari laterali che di solito vedete all'interno delle chiese. Alcuni sono mantenuti dalle famiglie, altri, molti altri, dalle istituzioni cittadine. L'insieme di tutte queste feste crea un ciclo di occasioni di lavoro piuttosto ampio per cantori e suonatori. Garanzia economica, quotidianità nella consuetudine. Ingaggi più o meno quotidiani e non meno importanti, ricorrenti negli anni. Scusatemi se mi ripeto. Tipicamente poi le feste dei santi titolari di chiese e di altari sono tripartite o perlomeno bipartite, cioè partono dal primo vespro del giorno prima, procedono il giorno stesso con la messa granda e finiscono col secondo vespro, la sera della festa. Quindi ce n'è di lavoro per musicisti. Alcuni esempi. Avete ancora pazienza? Vi faccio vedere dei documenti d'archivio. Allora, chi segue da computer potrà anche vedere le immagini. Però chi segue senza computer, temo, come faccio qui ad ingrandire? Ah, eccolo qua, grazie. Non mi riuscite a vedere niente, vero? Chi è interessato? Io ho qui un piccolo file, ve li scarico anche dopo. Questo è il 1360 die 27 ottubrio. Expensarum facte per me Lucia, che è la badessa che paga. Questo è un registro contabile della badessa.
e cerco di ingrandire qui ancora di più. Sì. Dove c'è la freccia, item dedi sonatoribus quam sonaverunt stromenta, si legge con molta difficoltà, stromenta ad honorem sancti Parisii. Naturalmente la badessa Lucia era badessa del monastero di San Parise e di Santa Cristina. Non l'avessi saputo, ben facilmente avrei potuto collocare la mia documentazione nell'ambito di quanto rimane sulla città. 1360. Qui siamo nel 1468. Qualcuno vede qualcosa sempre più piccolo qua? Eccoci. Giugno 1468. Item adito per muschio ed incenso. Ci sono svariate spese per la festa. E sotto alla terza riga item per far portare l'organo a San Paris. Evidentemente la Chiesa non ha un organo proprio. Qui non ci sono pagamenti a musicisti, ma certamente non porti un organo alla festa per poi abbandonarlo lì. E di fatto, in un altro libro contabile, questa volta non della badessa, ma dello spenditore del monastero, troviamo altre spese per la musica, non purtroppo del 1468, ma dell'anno prima, 1467. È un mero bifoglio casualmente sopravvissuto. Eccoci qua. Il monestier soprascritto di Edar a di 10 giugno anice comprare per la colazione per i prete, dice il vespro da San Paris. Altre spese per la festa. E sotto, item 12 giugno, dito, dati a pre Antoni Cappellan e altri prete e a Bartolomeo dalle Crive e Zaghi e Cantadori. Eccoli. Allora, già vedo qui che non ho tempo per farvi vedere tutti quanti i documenti. Avevo ancora qui per il 1612, avevo ancora qui per il 1798. E sapete che cosa? C'è la stessa roba, la stessa menata, scusatemi il termine, anno dopo anno dopo anno dopo anno. Monotonia pura. Va bene? L'unico anno che uno fa un salto dalla sedia e dice finalmente c'è qualcosa di diverso, arriva nel giugno 1797. E perché? Perché è appena passato Napoleone in Company e chissà se il capo dei musicisti è ancora in vita. Quindi non si sa.
ma vi assicuro, l'anno dopo, il 1798, anche sotto i francesi, o austriaci o quello che erano, si torna a fare e a spendere esattamente la stessa cosa di prima. C'è la consuetudine che continua ed ogni tanto la deroga alla consuetudine. Non sono cambiamenti, sono deroghe. E la consuetudine continua fino a quando non si chiude il monastero con i decreti napoleonici. Va bene? Chi ha voglia di guardare i documenti dopo lo potrà fare. Io procedo più rapidamente a questo punto. Qui abbiamo il monastero di Benedettine di Ognissanti, 1995. Il monastero benedettino di Ognissanti cosa festeggia? Voi che siete persone intelligenti, San Benedetto da una parte, la festa del fondatore, e tutti i santi dall'altra, che è la festa del titolo della Chiesa. Ed eccoci qua, novembrio, 2 editto, dati per la festa di Ognissanti, agli cantori ducati 8, al basso, in aggiunta, lire 4, vale lire 53, soldi 12. Poi c'è l'organista, e poi A3 che assona strumenti, tromboni, violini, quello che era. Per nono dell'organo, agli facchini, i facchini che portano l'organo e portano anche gli strumenti musicali dei musicisti che debbono arrivare in magna pompa. E se vado alla pagina successiva, vedete rapidamente, eccomi, rapidamente la festa di San Sebastiano. San Sebastiano, cosa ha a che fare con questa chiesa? San Sebastiano è il titolo di uno degli altari della chiesa. Ok? Tant'è vero che metto gli apici, la geografia degli altari di una chiesa è determinante per quanto riguarda il consumo musicale all'interno di quella chiesa. All'inizio vi parlavo di sistema delle feste. Spero di cominciare a mettere pian pianino carne su quelle scarne ossa. San Sebastiano, e vedete di nuovo la spesa per cantori e per i tromboni, lire 3. E anche per la messa grande e da apparati, decorazioni nella chiesa. E se vado giù ancora, pagamento ai reverendi cantori per aver cantato una messa il giorno di San Benedetto, ve l'ho detto. Se vado avanti ancora, ho le spese da qualche parte, no, non qui, ma quello successivo, per agosto 1596, per la musica della festa della Madonna, il 15. Altro altare presso la stessa chiesa. Va bene? Ci sono certi bisogni di musica all'interno di determinati ranghi di festa.
Più sotto in questa pagina avete di nuovo novembre 1596. Vi assicuro che si ricomincia da capo, uguale, tale e quale rispetto a prima. E ancora, vediamo qui, sì, questo è l'ultimo, questo è l'ultimo, ma un po' ci tengo. L'ultimo di queste feste. Qui è il monastero delle Domenicane di San Paolo, Treviso. 1554 AD 2 novembre. E andiamo giù. Eccoci qua. Dati agli facchini per aver messo su la pala, l'altare nuova di Santa Caterina da Siena, egregia Santa Domenicana. Cosa succede l'anno dopo? E questa, faccio qui un autogol perché è una vera e propria novità. 1555 AD 16 maggio, vedo di trovare il documento, eccoci qua, dati per messe numero 6, lette, a soldi 6 luna, lire 19, soldi 16. E per la messa cantata, che è però cantata in canto gregoriano dal prete, et li zaghi, lire 2, soldi 4, et alli cantori, lire 7, in tutto monta, e c'è la cifra finale. L'anno precedente non c'era mica questa voce, non c'erano mica i cantori. E no, perché hanno appena messo, spendendo anche profusamente, la nuova pala d'altare. E quindi fanno di tutto per fare la bella festa, per metterla praticamente davanti all'insieme dei devoti. Dati a Mastro Marcantoni Nostro Marangon per aver fatto il spalto, presumo il soppalco, qualcosa di simile, struttura, per gli cantori, per la ditta festa de Santa Caterina. Sempre siamo qui con le feste dei santi titolari. E l'ultimo documento di questo genere, ecco qua per chi è storico dell'arte, 1557, uno dei parecchi pagamenti che c'è prima al tagliapietra per la pavimentazione, credo, poi c'è a Messer Paris Bourdon per aver dipinto le 3 capelle e fatto il marmoro, credo, delle bande dei nicchi. Monta ducati 31 a 6 lire e 4 soldi per ducato. Vale, eccetera, eccetera. Quindi vedete di nuovo questa combinazione delle arti al servizio del fare una bella festa, come parte del culto esteriore, no? Delle cose di abbellimento. Allora, il tempo preme, io non posso soffermarmi, ripeto, su ogni documento, e vedete che più o meno l'uno va dell'altro, no? L'uno va dell'altro, ma tuttavia è nell'insieme che ti salta fuori il quadro
non di una singola chiesa, ma di un fenomeno culturale e nell'insieme. E proprio attraverso il fatto che ogni documento vale un altro, che tutti questi documenti sono prevedibili, ma ti fa venire fuori la base. La base. Allora, ecco qua. Questo è un altro libro contabile, 1582, della confraternita di Santa Maria dei Battuti, sedicenti flagellanti, che ormai non fanno più niente di simile, che mantengono l'ospedale trevigiano e praticamente la carità di tutta la città, hanno la loro chiesa della croce e la mantengono. Hanno anche la reliquia della croce e la venerano. Ed organizzano poi ogni anno, come vedete qui, oltre le 100 processioni all'anno che vanno dalla sede della scuola, vicino a Piazza Duomo a Treviso, all'una o all'altra delle chiese parrocchiali o monastiche della città. Va bene? Ogni domenica e ogni festività, per oltre 100 volte all'anno. Ed in tutte le processioni ci sono i cantanti. Ed i cantanti sono divisi in 2 gruppi e ciascun gruppo ha l'obbligo contrattuale di cantare 4 volte nell'andar e 4 volte nel ritornar. Altrimenti, dice il contratto, non hanno la mercede. Va bene? Volete essere pagati? Sì. Allora cantate. E soprattutto, legge il documento, appropinquandosi alla piazza. Perché? Perché c'è più gente in piazza e perché ci sono i preti con i cappelli, elemosine, soldi in entrata. In entrata. Vi faccio vedere qui molto rapidamente i conti per agosto. Non so se vedete qui. Dati al reverendo Messer Pre Gasparo Archer, prete curatore praticamente in Duomo delle loro cose, per far cantare la messa grande in domo, la prima domenica del mese, all'altar della Madonna, che è di ragione di questa confraternita. Poi, dati la domenica agli cantori per accompagnare la processione alla Madonna Santa Maria Maggiore e qui all'ospedale, lire 5, soldi 8. Domenica. Giorno dopo, 6 agosto, dati ai cantori per accompagnare la processione a Santa Margherita, chiesa di Agostiniani. Ed in domo, lire 5, soldi 18. Il 6 agosto è la festa della trasfigurazione. Nella chiesa degli Agostiniani di Santa Margherita c'è un altare dedicato, c'era un altare dedicato alla trasfigurazione. So se mi spiego. Qui abbiamo praticamente le varie istituzioni addirittura che si mettono insieme nel fare la bella giornata di festa per la città. Dato giù, 10 agosto, dati ai cantori per accompagnare la processione a San Lorenzo, lire 5, soldi 8. Il 10 agosto che festa è? Oh là, ci siamo. È semplice, no?
eccetera, eccetera. Va bene? Non vi annoio con il resto. Mi date 5 minuti per discutere un ultimo documento, che è completamente diverso da questi, per quello che mi permetto di chiedere, ed è questo. Allora, non si legge. Cioè, il problema qui sono io, che vado con la mia macchina fotografica e poi combino pasticci. Eccomi. Questo è dal trattatello di Burchianati, quel medico trevigiano di cui parlavo prima. È un trattatello manoscritto del 1596 chiamato Gli intrattenimenti cristiani nelle chiese di Treviso. E cos'è? È una specie di calendario di tutte le feste principali delle chiese di Treviso, dall'inizio dell'anno alla fine, con qualche omissione e con qualche cosa in più rispetto a quanto ci consegna la documentazione d'archivio. Allora, no, va bene così. Proviamo a leggere qui. Abbiamo qui un riferimento sempre agosto, settembre. C'è, ecco, il giorno seguente, che è di San Gottardo, vanno di nuovo a Santa Margherita. Appunto, v'è il suo altare. Sempre lì siamo. C'è l'altare lì, dove vi è il gran concorso. E anche vanno a San Bartolomeo, che è una chiesa parrocchiale. Ma senza comparazione, grande è il concorso alla chiesa di San Gottardo, 5 miglia discosto da Treviso, lì appresso Paternello. Ma poi si fa ivi una festa di ballo fuori in campagna, solenissima, con un poco di mercato. Ok? E sotto ancora, di nuovo, un riferimento alle monache di San Paolo per la commemorazione di Santa Caterina. Quella festa là di cui abbiamo già parlato va avanti come prima. Però qui c'è una piccola cosa che vi vorrei fare vedere. Dalla brevissima introduzione di Burchianati al suo trattatello. Qui l'ho trascritto perché fa troppo male agli occhi leggere lì. Scrive testualmente: voglio eleggermi una tal qual sorte di vita cristiana, molto devoto chiaramente, che non mi aggiunchi però tedio a tedio. Mica stupido. Et melancolia a melancolia. Non vuole andare in chiesa per stare male. Essendo che i travagli di questo mondo per sostentamento delle famiglie e dei figliuoli non sono così piccioli. Tralasciando io dunque le astinenze, i cilici, i pellegrinaggi e cose tali, mi vo a pigliar ai divini uffici di Santa Chiesa e a quelli più solenni,
sì per consolazione dell'anima cristiana, come per consolazione di questi due sensi. Udire e vedere. I quadri, gli arazzi, le decorazioni di ogni genere, le candele. Questi due sensi, udire e vedere, ministri e satelliti, anzi spaziose finestre di quella. Non ho più tempo, mi stronco da solo. Volevo anche citare dal trattato della pittura di Leonardo, o chi per lui, quando parla proprio delle feste delle chiese. In questo caso sta parlando veramente della supremazia in qualche modo della pittura su altre forme di arte, però va a giustificarsi con riferimento a ciò che succede nelle chiese. Io taglio tutto e vi leggo una sola frase. Dice: or non si vede le pitture rappresentatrici, le immagini delle divine deità essere al continuo tenute coperte, chiuse, con le coltrine, no? le tende, con copriture di grandissimi prezzi? Dice sì, è così. E quando si scoprono, prima si fanno grandi solenità ecclesiastiche di vari canti con diversi suoni. Sono i miei. E nello scoprire la gran moltitudine dei popoli che qui vi concorrono, immediati si gittano a terra. Quelle adorando e pregando per cui tale pittura è figurata, dell'acquisto della perduta sanità e dell'eterna salute. Non altrimenti che se tale figura fosse stata lì presente ed in vita. Vedono i santi belli e pregano. Però attenzione, lui dice, sì, questa è la bellezza, la forza della pittura, ma lui, se io leggo tra le righe, mi sta parlando di niente po' di più o di meno, della pala d'altare come io la chiamo sempre la scenografia della festa, in veste funzionale. Poi sì, anche il bello ha la sua valenza, ci mancherebbe altro, ma questa non è la base, non è la base. E mette in chiaro rapporto musica, arti visive, io aggiungerei feste da ballo, che sono divertenti, banchetti, che dovreste vedere le spese sostenute dai monasteri, banchetti, arazzi, addobbi di ogni genere nella chiesa, ma anche fuori. Quindi basta, io mi fermo qui come molto, come dire, poco elegantemente, come Napoleone quella volta era anche per lui, fermò l'attività dei monasteri e delle confraternite con qualche suo decreto. Grazie della vostra pazienza. Se ci sono domande, Grazie David Bryant per questa lezione anche di metodo storiografico assolutamente notevole. Vediamo se ci sono domande in chat e poi naturalmente anche in sala che raccolgo io e riporto poi a beneficio di chi sta a casa. Abbiamo una richiesta del file, intanto se può essere condiviso sul Moodle, quindi io credo che se lo vuole mandare
a qualcuno di Rive, poi vedrà di condividerlo. Ah, ottimo, ottimo. Ci sono poi domande specifiche sulla relazione? Sì? Vuoi venire a farla al microfono? E se si parla qui al microfono, sentono anche quelli a casa. Esatto. Ecco, se non vieni qui a questo mio. Grazie mille professore per questa bellissima lezione. Volevo fare una domanda relativa alle altre feste pubbliche, quelle che non hanno come teatro le chiese o i conventi, ma anche le piazze, i palazzi pubblici. E mi chiedo se il suo studio, questa idea di sistema della festa, che comprende anche apparati decorativi, teleri, si può anche allargare a altri ambienti come ad esempio i palazzi pubblici. Io credo di sì, Io, per pigrizia, mancanza di fiato, quello che volete, non l'ho fatta. Però vi ripeto, è stato oggetto di uno studio veramente analitica fino in fondo di Umberto Cecchinato nella sua tesi di dottorato per la scuola normale di Pisa. Ed è in via di pubblicazione. Quindi questo riguarda chiaramente il solo ballo. Sì, il solo ballo. Poi abbiamo altri tipi di feste, abbiamo le feste teatrali anche. Soprattutto però, devo dire, in occasione del passaggio dalla città di qualche importante principe o quant'altro straniero. E di tutti fanno anche un bel vedere in giro. No, queste sono le cose che ho visto io. E l'ingresso, l'arrivo in città di un nuovo podesta, nuovo capitano, o l'ingresso in una chiesa di un nuovo parrocco, sono anche occasioni... Sì, sì. L'avevo scritto qua, sì. Ve lo giuro, ma non ho poi letto. Nella sfera privata, sì, ha perfettamente ragione, un nuovo podestà. Molto spesso ci sarà la festa. Uno, ma anche la prima messa di un prete neoordinato, oppure la consacrazione di una monaca. Sono cose che sono più difficili da documentare, queste ultime due categorie, perché rientrano nell'ambito della festa privata, non istituzionale, cioè nel mecenatismo privato. Sono le famiglie che pagano. Quindi non necessariamente ci arriva fino a noi questa documentazione privata, se mai fosse esistita. Sì. No? Comunque qualche volta è salta fuori, sì. Ok, ma grazie mille per questi elementi. Grazie. Grazie a lei. Grazie a lei. Ok. Giusto. Sì. Carolina dei Zorzi. Buongiorno. Gli spartiti sono rimasti come materiali d'archivio o sono stati anche suonati di nuovo? Allora, la domanda, devo dire SNI, a questa domanda sì, qualche pezzo di musica è stato ricostruito. Quel manoscritto che vi ho fatto vedere all'inizio, il 29, dell'archivio del Duomo di Treviso, in realtà sopravvive a noi
sono in 2 libricini, ovvero libri parte, ovvero un libro piccolo che contiene una sola parte dell'intreccio polifonico. Mi sono spiegato? Quindi, per esempio, questo che è un manoscritto di motetti a 5 voci, ha 5 libri parte, ciascuno tenuto in mano dal cantante di quella parte o dal suonatore, per il resto. Nel caso, disgraziatamente, solo 2 di questi parti sono venuti alla luce, gli altri bruciati, vivi. Amen. Si crede. Tuttavia, siccome molti di questi pezzi in realtà erano stati copiati da stampe musicali precedenti, si è riusciti a ricostruire il quadro. Aggiungo solo questo. Leggendo inizialmente dal manoscritto, sembrava che fossero in buona parte brani nuovi. In realtà non lo sono. Sono ciò che i musicologi chiamano contrafacta, cioè musiche preesistenti che si cantano a testi nuovi, più confacenti agli usi di una particolare città, di un particolare ambiente. Ora, la disgrazia ha voluto in quel caso lì che i nuovi testi processionali fossero molto più brevi rispetto ai testi dei brani originali. Cosa fa il compilatore del manoscritto, che è un cantore del Duomo? Siamo riusciti a identificarlo. Cosa fa? Prende le forbici. Va bene? Butta via la parte centrale, prende l'ago e il filo. Mette tutto insieme. Cari amici, eccovi un nuovo pezzo musicale, con tanto, devo dire, di goffaggini sul piano della tecnica compositiva. Ci sono certe cose che persino il sottoscritto ci metterebbe le mani tra i capelli. Però va bene lo stesso. La musica è meramente funzionale. In questo caso addirittura probabilmente si cantava per le strade di Treviso o comunque nel contesto della festa, in presenza di tante persone, eventualmente chiassose. E la domanda è: chi poteva realmente apprezzare i suoni della musica? Poteva essere difficile. In altri casi ancora, devo dire che i manoscritti bruciati sono ancora lì presso l'archivio del Duomo in attesa del ritrovamento di finanziamenti per il restauro cartaceo. Purtroppo, se la fotografia scientifica costa veramente poco, il restauro della carta costa una marea di soldi. Devi togliere faticosamente ciascun foglio e poi in qualche maniera appiattirlo, fotografarlo, restaurarlo, rimetterlo via. Sono centinaia di €1.000 che bisogna trovare. Se qualcuno ha un'idea, il progetto è vostro. Ecco, non so se ho risposto sufficientemente. Abbiamo un'altra domanda, mi pare.
Allora, Valentina Ciao Valentina. ringrazia per la lezione che consente agli studenti di fissare l'attenzione sull'importanza dell'analisi dei documenti per ricostruire l'ordinario che spesso la grande storia tralascia. E poi aggiunge una domanda. Se c'è continuità o discontinuità rispetto all'uso della musica nelle feste religiose tra le parrocchie veneziane e quelle trevigiane, perché è rimasta sorpresa dalla frequenza delle testimonianze sulla convocazione di cantori e suonatori a Treviso. E poi sottolinea importantissima la questione delle cortine che gli storici dell'arte dimenticano sempre, o almeno spesso, quando si parla di fruizione delle immagini sacre, e ringrazia per aver ricordato appunto questa pratica. Allora, grazie Valentina. E un'altra mia dimenticanza, dovevo aggiungere sicuramente sulla situazione veneziana. Se qualcuno vuole vedere la situazione veneziana anche in internet, ma con riferimento all'inizio del Settecento, in questo caso, non deve fare altro che andare a leggersi un volume di Vincenzo Coronelli, che è una specie di calendario. Vi mando, con le foto vi mando anche il riferimento, è una specie di calendario di ciò che succede a Venezia all'epoca. E certe parole sono così comuni che lui le abbrevia in V, per esempio, per Vespro, o C per concorso. Vuoi, forestiero, andare a trovare tanta gente alla festa? Concorso. Oppure volete musica. Giorno dopo giorno. Volete musica? Andate qua, andate là. E lui parla anche degli altari e parla altrettanto, se non di più, addirittura delle reliquie, perché si venerano le reliquie presso gli altari. Un altare non può essere tale senza la reliquia. Tornando a Venezia nel Cinquecento, vi riferisco per un'analisi abbastanza approfondita al libro di Elena 40, Oltre San Marco, si chiama, Oltre San Marco. All'epoca, un libro di 20 anni fa, all'epoca guardava me e poi mia moglie, guardava me e diceva: voi anglo avete, come dire, ritagliato le povere città italiane in piccoli segmenti di 50 anni per volta, e in più avete studiato soltanto i grandi, soltanto le eccezioni. Adesso io vi faccio vedere cosa ha fatto. Tra le altre cose, ha letto integralmente le cosiddette dichiarazioni dei redditi, le redecce del clero per il Cinquecento, e ha trovato tutte le spese sistematicamente che il clero detraeva dalle tasse dovute al governo centrale per via dei pagamenti sostenuti per musica. Quindi abbiamo una specie di radiografia in certi anni di tutto ciò che succedeva nelle chiese di Venezia, 200 circa, tale e quale rispetto a Treviso, solo che il circuito è più grande e di conseguenza mantiene più persone e magari anche musicisti migliori. Ma se io vado a Conegliano, trovo esattamente la stessa roba, anche lì, che è una città con la terza parte delle chiese di Treviso, realtà ancora più piccola, no? Però, attenzione, se io metto insieme Conegliano con tutte le altre Conegliano che sono sparse
per la penisola italiana, o anche solo per il Veneto, mi salta fuori per quanto riguarda lo stampatore di musiche da vendere, uno dei produttori, mi salta fuori un giro d'affari molto più grosso e probabilmente anche molto più unito, insomma, con poche varianti rispetto a ciò che trovo a Venezia. Il mercato è enorme, e questo probabilmente spiega, almeno in parte, perché nel 500 fino ad 80-90% delle fonti stampate della musica vengono stampate in Italia e soprattutto a Venezia. Proprio per via del consumo colossale, quotidiano e consuetudinario della materia. Figuriamoci, poi smetto, figuriamoci, è stato trovato un decennio fa un libro di musiche del primo stampatore di musiche, Ottaviano Petrucci, quarto libro dei mottetti, credo, in un posto nella parrocchia di Muggiasca, si chiama. Io non ci sono mai passato. A quanto pare è in collina nel Leccese. Quel volumetto lì fu acquistato dal parroco della chiesa nel secondo decennio del Cinquecento ed è rimasto lì sempre. E ci sono annotazioni musicali a mano. Segno, non sicuro, ma che tende a fare pensare a un uso di quel reperto. Quindi in ogni città, in ogni realtà, dalle più grandi e ricche alle meno grandi e meno ricche, c'è tutta la stessa pasta, a vari livelli qualitativi, ma la richiesta di musiche di base da cantare e suonare si decuplica quando si va fuori a tastare tutte queste piccole realtà. Ecco. Io avrei un'altra curiosità, un'altra domanda. Abbiamo visto che si ripetono sempre uguali più o meno le occasioni musicali. Anche i pagamenti sono sempre uguali o si verificano dei momenti in cui magari si innescano, come dire, delle competizioni tra diversi monasteri o diversi enti, magari per la stessa festa, e cominciano a cercare di spendere di più per accaparrarsi più pubblico? Tendenzialmente i pagamenti sono sempre gli stessi. In certi periodi dell'anno i prezzi lievitano. Ricordo il parroco di Santa Maria del Giglio che doveva festeggiare con musica la sua festa principale dell'Annunciazione della Vergine, Santa Maria del Giglio, insomma. E pagando le tasse si lamenta col fisco e dice io che mi tocca pagare durante la Quaresima, dice tutto costa il doppio, perché c'è l'uso anche di musica nella Quaresima, no? Da parte dei tanti. E dice infatti è principalmente la musica che quest'anno mi è costata, 1534 giù di lì, mi è costata 5 scudi d'oro. E dice, è il pasto,
anche, e ancora si lamentavano i musicisti, volevano ancora di più. Quindi c'è molto libero mercato e tentativo di fare salire i prezzi. Invece mi ha fatto venire in mente altra documentazione, neanche veneta e neanche cinquecentesca. Napoli 700. Napoli 700. Credo il monastero di San Domenico di Napoli. In quei documenti tu hai sì il pagamento sempre uguale, tutti gli anni, ma per un secolo intero. Evidentemente non c'erano inflazioni, ma in più hai l'elenco dei musicisti ingaggiati uno per uno a cantare e suonare negli avvenimenti, con i loro strumenti o il tipo di voce. Ma non solo, quello della contabilità, quando deve spendere qualche cosina in più, una lira, poche robe, ma quando deve spendere qualcosa di più, si giustifica nei confronti dei suoi confratelli nel libro contabile, precisando che per ordine del priore, non io, per ordine di chi può dare gli ordini, quest'anno c'è stato un musicista in più. C'è la giustificazione della variazione del prezzo. Ed evidentemente, in quei casi là, uno stesso prezzo, una stessa somma, ti compra una stessa quantità di musicisti che ti eseguono una stessa quantità di musica e forse addirittura, ma non si può sapere, le stesse musiche, anno dopo anno, tanto si dimenticano. Ecco, non so se ho... Grazie, sì. Ci sono altre domande dal pubblico? Allora, ne abbiamo una da casa. Carolina De Zorzi chiede se con queste ricerche ha mai scoperto dei compositori fino a questo momento sconosciuti. Sì, ma sono così sconosciuti, ma non me li ricordo in questo istante. Però ho la documentazione che le mando ben volentieri. Rimarranno sconosciuti ancora per un po'. O anche credo, ma devo avere un po' di tempo per smanettare sui files, credo di aver visto anche svariati pittori del tutto sconosciuti, probabilmente anche a tutti gli istanti. Non so se bravi pittori o meno, ma avrete capito nel mio libro essere bravi o essere meno bravi è una sola piccola variante, no? Perché tutti hanno gli stessi bisogni di base. Semmai il più bravo chiede più soldi per la sua prestazione, ma è l'unica differenza. Tutti, bravi e meno bravi, debbono rispondere alle stesse regole. Ecco, sì, la risposta è sì. A livello molto locale, credo, cioè questi pittori o anche compositori non credo abbiano mai avuto una commissione fuori Treviso. Che Dio li salvasse gli altri. Ecco. Abbiamo altre domande dal pubblico presente? Ne abbiamo una. Prego. Ti lascio. Buonasera, grazie mille per questa lezione. Io ho una domanda riguardo agli stili musicali. Nel senso, in questo quadro di ordinarietà, di quotidianità e anche di staticità che lei ci ha descritto, soprattutto anche nel corso dei secoli, questo tipo di documentazione d'archivio permette di avere qualche informazione per quanto riguarda
rimanendo lo stesso il contesto, rimanendo lo stesso luogo, quella che è la trasformazione dei repertori, dello stile e delle prassi strumentali all'interno e nel corso del tempo. Grazie. Grazie della domanda, buona domanda anche questa. Io credo, almeno nel contesto trevigiano, credo di no. No. Cioè, anche perché ho il sospetto che le stesse musiche, come dicevo prima, possono essere cantate e suonate anno dopo anno, dopo anno, dopo anno, e a ben pensarci, forse dovrebbe essere così, perché diversamente quei manoscritti forse non sarebbero sopravvissuti fino ad oggi, sarebbero stati buttati via, eliminati. Ma questa è ipotesi. La trasformazione degli stili musicali. Le dico la mia sensazione, che è un'ipotesi. Lo stile musicale, almeno in quest'ambito ecclesiastico, non si trasforma, lo stile compositivo, non si trasforma gradatamente al proprio interno. Ma c'è un altro fenomeno. La musica della grande festa deve essere la musica d'eccezione. E lì andiamo creando novità che pian pianino si filtrano attraverso gli usi man mano più quotidiani. È tutto da verificare. E non è facile verificare perché mancano tantissimi manoscritti e stampe musicali e anche molta documentazione in archivio. Un'altra cosa, aggiungo con permesso, ho fatto anche, ma non volevo sottoporvi oggi a un'analisi di stile compositivo, non mi pareva il caso, insomma. Sono riuscito ad individuare alcune musiche cinquecentesche utilizzate sicuramente nelle feste delle chiese parrocchiali monastiche veneziane. Attraverso le pubblicazioni cinquecentesche. E c'è, per esempio, una missa pro Santo Stefano, giusto? Sì, di un tale Ippolito Camaterò, credo, che era maestro di cappella a più riprese presso la chiesa di Santo Stefano, qui a Venezia, degli Agostiniani. Mette le due cose insieme e probabilmente la musica della festa. Ma confrontate lo stile compositivo di quella messa là con quello di tutte le altre messe nel volume. Non c'è alcuna differenza sul piano compositivo. E questo è interessante perché mi suggerisce che le più grosse differenze avvengano in sede esecutiva. L'aggancio di molti strumenti ad uso della festa e non solo di voci. Per esempio, l'uso di solisti vocali alla festa, di bravissimi cantanti che mettono anche gli abbellimenti. È quella la vera differenza. Il manoscritto, la stampa musicale che ci restituisce il dato compositivo, in realtà non è un punto di arrivo, è un punto di partenza per ogni singola esecuzione.
che viveva nel tempo e quelli ormai sono tutti morti. E come facciamo a ricostruire le loro pratiche? Non so se ho Sì. ipoteticamente È molto risposto. interessante. Penso che lo studio su un tempo molto lungo di un archivio come questo permetta di fare tutte queste riflessioni. Anche... Va bene. Signori, per chi è interessato, allora vi mando 2 documenti. Grazie. Allora, se non abbiamo altre domande da casa o dal pubblico, ma mi pare che abbiamo esaurito anche il tempo volendo a disposizione. Io ringrazio a nome di tutti il professor Bryant, a cui dedicherei un altro applauso. E grazie di nuovo a voi anche di avermi costretto praticamente a tornare al Treviso, che in fondo ho capito che amo. E ci andrò ancora. Ma noi vogliamo e aspettiamo a questo punto ulteriori novità. Intanto io vi ringrazio ancora e vi rimando al prossimo appuntamento, che sarà il 21 aprile, con Valentina Piovanne e Stefania Randazzo, sul ciclo della Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone di Vittorio Carpaccio, Restauri e Nuove Letture. Quindi arrivederci e grazie ancora.